È una partita che certamente riguarda la provincia di Belluno, ma che va oltre i confini bellunesi. Quello dello sbocco a nord per il Veneto è un tema che non resterà solo un auspicio. Ieri a Treviso il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini ha confermato ai nostri microfoni che il dossier è sul suo tavolo. Sì, sullo sbocco a nord ci stiamo lavorando, però siccome a me piace dare una notizia quando ho il progetto e i fondi, sul quarto lotto della tangenziale si sta lavorando al progetto e ci sono i fondi e quindi vengo a Treviso, così come sarò dopo a Vicenza per quello che riguarda l'alta velocità da Vicenza con dei dati concreti. Sullo sbocco a nord ci stiamo lavorando. Che tradotto significa il progetto c'è, bisogna trovare i fondi e non è detto che la ricerca del finanziamento della grande opera non sia già in corso. Sarebbe il primo vero approccio concreto sul futuro della mobilità dei territori e delle imprese. Uno sbocco a nord, ha dichiarato recentemente la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, consentirebbe soprattutto al quadrante orientale del Veneto di connettersi direttamente con il cuore dell'Europa. A trarre beneficio sarebbe l'intera economia del nord-est, che è trainante per il paese. Loren Berton ricorda che accanto a Confindustria Belluno Dolomiti si sono schierate le associazioni industriali di Trento e Bolzano per portare avanti un piano integrato per la mobilità dolomitica coordinato dall'Università di Padova. Insomma, le imprese dei territori sono pronte a dialogare con responsabilità e il governo sembra pronto a fare la propria parte.